Benzinai sul piede di guerra, da lunedì la mobilitazione con l'iniziativa Impianti in penombra, in cui anche le stazioni di servizio vicentine terranno le luci spente dalle 19 alle 7 del mattino per ridurre i costi energetici. Questa è una forma di protesta per far capire al governo la necessità di un intervento immediato. Chiediamo la sterilizzazione dell'IVA, chiediamo una riduzione delle accise, una riduzione o un credito d'imposta per quanto riguarda le transazioni bancarie, che vanno a incidere molto sul conto economico delle gestioni. Tutto questo a fronte di una ristrutturazione completa della rete. Chiediamo un tavolo di emergenza al governo, che diventa importante in questo momento, e un tavolo anche di settore, perché il settore è in difficoltà da molti anni e penso che sia il momento di prendere in mano questa situazione. Strozzati dagli aumenti e margini ridotti all'osso, il rischio che rilevano è quello di azzerare la categoria, che conta 1.600 impianti in regione che danno lavoro a quasi 3.000 operatori del settore. Le gestioni hanno un guadagno medio di 3,5 centesimi al litro, quindi con gli ultimi aumenti di costi fissi il margine del gestore si è ridotto circa 1,5 centesimi, quindi insostenibile per la categoria. La Federazione dei Benzinai ha inviato una lettera ai parlamentari veneti chiedendo sostegno per istituire un tavolo di concertazione ministeriale.